Dato lo stato d'emergenza a me sembra il minimo, visto che considerato quello che è accaduto e in particolar modo c'è la perdita di 2 vite umane che non è, cioè, non è un fatto ordinario, quindi l'emergenza c'è tutta a 360 gradi, purtroppo anche con la perdita di 2 vite umane. Un Veneto che comunque ha la sicurezza del territorio fra le sue priorità, dal 2010 anche con grandi opere, non basta. Lei dice che bisogna rinegoziare i fondi la destinazione dei fondi del PNRR per avere un grande progetto a livello nazionale. Da Roma? Guardi, con 3.000 opere realizzate, tra i quali molti bacini di laminazione, 2 miliardi di investimento, abbiamo dimostrato che comunque la sicurezza aumenta con le opere. A livello nazionale chiediamo che si identifichi come priorità nazionale, magari potendo pescare, basterebbero una ventina di miliardi dai 235 miliardi del PNRR da distribuire alle regioni che hanno già opere pronte per essere cantierate. È una priorità per questo governo? Ma lo è da un punto di vista, diciamo, teorico, visto e considerato che anche il negoziato in Europa per altri fondi comunitari prevede una linea di investimento per le opere idrauliche. Dall'altro io spero lo diventi per un'eventuale rinegoziazione anche del PNRR, qualora si potesse fare, togliere 20 miliardi da 235 non mette in ginocchio il PNRR, anzi ci permetterebbe veramente di avere la certezza di avere opere messe a terra. Almeno preoccupa l'asso del Piave. Esatto. Ma il Piave è la preoccupazione assoluta, 5.000 metri cubi al secondo di acqua significa una colonna d'acqua lunga 5 km con una base di 1 metro quadrato al secondo. Quindi il Piave deve avere le sue opere. Io spero che la dottoressa Colaizzi, che è autorità di bacino, che oggi è commissario per queste opere, alla quale noi abbiamo dato le progettazioni, intervenga quanto prima per scegliere un'opera, diciamo, da realizzare. Torniamo a questa alluvione nel Vicentino, tanti comuni colpiti, strade allagate assieme alle case. Perché è stata diramata solo l'allerta gialla? Ma guardi, cioè, innanzitutto sono tutte previsioni e quindi l'allerta gialla ci stava, è una scelta che fanno i tecnici, non è una scelta politica. Dopodiché l'allerta gialla ovviamente in maniera a macchia di leopardo può dare anche delle zone dove c'è l'intensificazione delle piogge va in escandescenza. Quindi le allerte vengono definite tecnicamente e penso che comunque l'allerta gialla non vuol dire stare a casa a dormire tranquilli, è un'allerta che ti dice attenzione che potrebbero esserci fenomeni locali che ti portano anche a, diciamo, a degli eventi che sono veramente problematici, come è accaduto. Se non avessimo avuto i bacini di eliminazione delle opere sarebbe stata un'altra tragedia, ricordato. Se avessimo avuto l'autonomia 20 anni fa però saremmo a tutt'altro passo. Ma sì, è un'altra tragedia, visto e considerato che i bacini invasano, pensate che Montebello invasa 6 milioni di metri cubi, Caldogno che abbiamo realizzato ne invasa 3 milioni e 8, e Trissino che abbiamo realizzato ne invasa 3 milioni e mezzo, e poi l'Orolo con 1 milione di metri cubi sono i 4 bacini che sono entrati in funzione, non sono ancora pieni, il che vuol dire che quel polmone, quel serbatoio d'acqua che abbiamo lì nei bacini, altrimenti sarebbe finito nelle nostre piazze, negli scantinati, nelle aziende. Questo vuol dire fare bacini di laminazione. La dichiarazione dello stato di emergenza aiuta i sindaci anche per la conta dei danni, ma poi alla fine i ristori arrivano o no? Guardi, abbiamo uno storico che non è che ci faccia rallegrare, visto e considerato che abbiamo avuto molti eventi catastrofali in Veneto negli ultimi 2 anni e devo dire che le liquidazioni sono state bassissime e questa è una delle preoccupazioni. Forse è bene dire che a questo punto prendiamo atto che di soldi ce ne sono pochi per ristorare, investiamoli per prevenire, quindi facciamo opere, finanziamo opere. La protezione civile, com'è la bozza della materia? I tecnici stanno lavorando, i ministeri hanno risposto tutti all'appello del ministro Calderoli, adesso vedremo quali saranno le soluzioni.